Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con linea diretta, gli appuntamenti di friulitv.net con la cronaca e non solo per quanto riguarda l'attualità, chiaramente la cultura, spaziamo fino allo sport, sui fatti che accadono in Friuli, Venezia, Giulia e non solo. Ospite collegato, gli do già il benvenuto, lo vedo in bassa frequenza, attendo soltanto che si posizioni. Eccolo qua, Guido De Michelis. Buongiorno Guido. Buongiorno Guido, mi Buongiorno a senti? te e a tutti i nostri ascoltatori. Bene, allora perché abbiamo Guido De Michelis? Grazie per l'invito. Ecco, perché Guido De Michelis oggi è con noi collegato? Perché domani, venerdì 30 aprile, alla Quiete di Udine ci sarà un importante incontro, non solo per raccontare quello che è accaduto nelle ultime settimane, ma ci sarà anche la possibilità di vedere ospiti dal vivo, esibizioni di teatro e non solo. Allora Guido, ti passo la parola per raccontarci che innanzitutto Guido De Michelis oggi, oltre ad essere un apprezzato collega giornalista, è presidente dell'associazione Udine 50 e più. Allora ti passo la parola Guido per raccontarci quello che accadrà domani in quel della Quieta. Bene, grazie per questa opportunità. Ovviamente come associazione 50 e più, che siamo presenti in tutto il territorio nazionale, la nostra associazione qui per quanto riguarda la provincia di Udine, che conta oltre 2600 soci, ha deciso, ma lo aveva ancora deciso al mese di dicembre, di fare una giornata per una piccola manifestazione, più che altro simbolica, per ringraziare tutto l'apparato del settore sanitario, e cioè medici, infermieri, assistenti, per questo loro grande impegno dopo un anno di questa pandemia, e quindi tutte le attività che i medici, essendo il loro lavoro, hanno fatto e stanno e continuano a fare. Ovviamente la decisione nostra era quella di essere presenti nel fulcro della sanità udinese e friulana in genere, all'ospedale civile di Udine, ma nonostante i vari passaggi nelle fasce rosse, gialle e arancioni, abbiamo ritenuto più importante e più opportuno trasferire questa nostra presenza domani, come giustamente dicevi, 30 aprile alle ore 11 presso la Quiete, che è la più grande casa di riposo della provincia di Udine, con oltre 420 posti per quanto riguarda le persone anziane. Quindi cosa Guido, meglio... Guido, scusa, mi permetto di intromettermi mentre stavi Prego. finendo il discorso. Possiamo dire che domani è anche una prova tecnica di trasmissione, no? Usando un concetto, nel senso che grazie a questa ospitalità e alla possibilità, insomma, di avere presenza, domani metterete un po' in pratica il concetto di zona gialla, organizzazione di eventi con la presenza di pubblico, rispettando le norme e via dicendo, una sorta di prova generale. Sì, diciamo che anche se la presenza del pubblico, tra virgolette, intesa come presenza di pubblico, non sarà consentita in modo, diciamo così, aperto. Ci saranno degli inviti, ovviamente, parteciperanno coloro che sono invitati e che ha un senso questa manifestazione. Noi intendiamo con questo onorare, anche perché, come tu sai, tutti i medici e gli infermieri sono stati inseriti tra il lotto di coloro che possono vincere un premio per quanto riguarda appunto il premio che viene dato ogni anno a Copenaghen, per quanto riguarda ovviamente poi a Stoccolma, evidentemente come premio per quelli che si sono adoperati. Quindi noi riteniamo con questa manifestazione onorare i medici e gli infermieri, ma nello stesso tempo dare una dimostrazione tangibile di presenza e di affetto
verso quel settore di persone, quelle meno fortunate, cioè gli anziani lì ricoverati, che hanno sofferto in modo particolare nel primo momento in cui c'è stata questa grande epidemia, quindi nel primo incrocio tra la non conoscenza della malattia e il luogo in cui purtroppo le case di riposo e le RSA ci sono stati i maggiori contagi. Quindi noi domani saremo presenti con questa nostra breve cerimonia, alla quale sarà ovviamente per noi un momento di gioia, anche di serenità per tutti coloro che sono lì ricoverati, e ci sarà una piccola rappresentanza, una ventina di persone fra gli oltre 380 in questo momento ricoverati presso la casa di riposo La Quiete di Udine. Al di là ovviamente della presenza del presidente, l'avvocato Bertossi, ci sarà l'ingresso proprio domani del nuovo direttore Andrea Cannavacciuolo, ci sarà anche il presidente della fondazione Morpurgo Hoffman, il dottor Ferrari, ma ci sarà ovviamente anche la rappresentanza di tutti i medici dell'ospedale civile di Udine, perché è stato un po' il centro principale, il fulcro dove l'epidemia si è particolarmente, dove abbiamo riscontrato, specie nel reparto in cui venivano ovviamente curati questi soggetti che erano maggiormente colpiti, e dove ci sono stati purtroppo molti decessi, tra i quali anche alcuni nostri amici, alcuni nostri soci. Quindi la presenza domani di questa cerimonia, che avrà sì una parte ufficiale, ma avrà anche un momento conviviale, un momento anche di festa. Per cui noi abbiamo invitato, reduce anche del successo che abbiamo avuto con la nostra festa dei nonni lo scorso 2 ottobre, avremo il duo Enrico e Castiglione, la voce meravigliosa di Barbara Enrico, la chitarra dell'avvocato Andrea Castiglione, che si esibiranno in alcuni pezzi musicali. Successivamente ci sarà l'attore e l'amico Claudio Moretti, che intratterrà ovviamente con i suoi sketch, con una racconto di poesia, in parte in italiano, in parte in friulano, questo gruppetto di una quarantina massima di persone che saranno domani presenti. Ecco, devo anche aggiungere che noi domani non solo saremo lì presenti per questo segno tangibile che è stato, come annunciato, molto apprezzato anche da tutti i miei colleghi e presidenti in varie parti d'Italia, e quindi io mi auguro che questo possa poi estendere, perché nessuno meglio di chi è anziano e ha avuto dei conoscenti, dei parenti che hanno sofferto per il Covid e quindi sono stati anche addirittura ricoverati nei centri in cui c'era ovviamente necessità della un'assistenza molto forte, e sappiamo che sono stati molti anche intubati, e quindi diciamo che c'è gente che purtroppo non è più fra di noi, ma molti sono rientrati, e quindi noi vogliamo testimoniare questo. Quindi un momento di gioia, un momento anche in cui la 50 più vuole essere vicino alle persone più deboli, agli anziani e ai loro parenti, e quindi noi offriremo nel corso di tutta la settimana la merenda, quindi con dei dolci, con della frutta che la 50 più ha inteso ovviamente offrire in questa occasione. Quindi ci auguriamo che questo nella prima settimana di maggio e in questi giorni di weekend tra venerdì, sabato e domenica possa essere un piccolo presente, ma una testimonianza tangibile di quanto vogliamo essere vicini e ringraziare tutto il reparto sanitario della nostra regione in particolare, e Udine come rappresentanza, essendo noi ovviamente come provincia di Udine. Soprattutto permettimi, Guido, di sottolineare la riscoperta, no, anche delle tradizioni friulane, quelle classiche dove il comune incontro è quello davanti magari a un bicchiere di vino, a una fetta di salame piuttosto che di formaggio e via dicendo, dove si creano, no, e si ricuciono quei rapporti di amicizia e non solo, e soprattutto si dà quel momento anche di allegria, no, a quelle persone, come hai sottolineato tu, anziane e non, che in questo momento sono state colpite direttamente o indirettamente dal Covid-19 o purtroppo anche da altre malattie collegate. Ecco, questo è vero, anche se purtroppo dovremmo essere un po' con il freno tirato, perché siamo, sì, è vero, entrati in zona gialla, ma non abbiamo ancora mollato gli ormeggi, quindi questo è un momento, un'occasione anche per dare un po' di vita, di animazione
dopo tanti mesi che era qui era ovviamente ecco, scusa Guido, ti abbiamo un attimo perso. Torno a riprendere io la linea dallo studio in attesa di risistemare il collegamento video, non dovuto sicuramente né a noi né all'amico Guido De Michelis, ma purtroppo le linee, come si dice in questi casi, sono intasate e chiaramente il bello della diretta, come si dice in questi casi, è questo, il brutto anche, no? Perché tutto va bene, poi può accadere che in un momento di sovraccarico di linee, sappiamo che dalle nostre parti siamo molto avanti rispetto al resto del mondo per quanto riguarda la tecnologia 4.0 e chiaramente se c'è un po' di sovraccarico di collegamenti dovuti a DAD e via dicendo, automaticamente la linea cade. Ecco, lo vedo che sta riapparendo in bassa frequenza, tra poco riprenderemo la linea con Guido De Michelis, ricordo ancora presidente dell'associazione 50 e più per quanto riguarda il discorso, un'importante iniziativa che si svolgerà. Eccolo qua, ti rivedo Guido, stavo approfittando per il fatto che come ben sai ogni tanto le linee internet ci abbandonano perché noi siamo molto avanti rispetto al resto d'Europa, può capitare anche di andare nella vicina Slovenia, no? In mezzo a un bosco e hai 6.000 attacchi nel cellulare, magari a Udine non prendi col telefono perché per un motivo che a noi, diciamo così, non è comune in un certo senso, accade che all'improvviso tutto scompaia. Allora, stavi facendo un discorso importante per quanto riguarda l'avvenimento di domani, se vuoi riavvolgi il nastro e poi riprendere a quello che ti avevo detto io. Vediamo se mi senti Guido? Io ti vedo, però vedo che ci sono dei problemi con il collegamento video. Io ti vedo, non so se tu mi senti, fammi qualche gesto, giusto per capire se il mio audio ti arriva, ecco, giusto per essere chiari. Forse non avevi attaccato il microfono, ecco. Adesso siamo sicuri che hai il microfono acceso, diamo tempo a Guido De Michelis, ripeto ancora, di sistemare la postazione video, ripeto, non è un problema né nostro nemmeno dell'amico in diretta, ma in queste ore ci sono difficoltà spesso per quanto riguarda i collegamenti video, causa le linee veramente intasate che rallentano in un certo senso il flusso dei dati nella rete. Io vedo che ha l'auricolare in posizione. Allora Guido, dicevo, era andata via la linea a causa le ottime connessioni internet che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, siamo la lontana provincia dell'impero, no? Stavi chiudendo il discorso in merito all'iniziativa di domani. Sì, stavo solo sottolineando ovviamente che ci sarà anche l'amministrazione comunale di Udine con la presenza dell'assessore, il dottor Barillari, che oltre a essere l'assessore alle politiche sociali e alla salute del comune di Udine è anche medico dell'ospedale civile di Udine, Santa Maria della Misericordia, e attraverso lui noi daremo un ricordo, un piattino, un quadro con la testimonianza che la 50 e più della regione Friuli Venezia Giulia vuole attraverso questo gesto ringraziare tutto il settore dei medici che in questo anno non hanno avuto tregua per seguire sia i malati con il Covid-19, ma come dicevi giustamente tu, tutti coloro che in questi momenti hanno sofferto anche per l'assenza in un certo qual modo di alcuni comparti in cui evidentemente il Covid ha sottratto medici, ha sottratto dei primari e quindi riteniamo che si possa tornare alla normalità e quindi questo gesto simbolico vuole dimostrare il nostro ringraziamento vivissimo nei confronti di tutti i medici che è vero che sono stati come gli infermieri i nostri angeli, è vero che hanno fatto il loro dovere, ma è altrettanto vero che senza di loro il nostro paese in questo momento sarebbe davvero in ginocchio. Quindi grazie davvero e domani ci auguriamo che il tempo regga, anche perché all'aperto sarebbe una cosa
davvero bella vedere medici, vedere infermieri, vedere tutti coloro che hanno lavorato assieme a noi, fare un momento di festa, di convivialità e di poter iniziare con domani un percorso che porta e possa portare a lietare i fine settimana attraverso ovviamente un po' di animazione, che è la cosa principale. Di questo devo ringraziare anche la dottoressa Stefania, che della Quiete, che ha visto questa iniziativa subito, come del resto il presidente della Quiete, l'avvocato Bertossi, come una cosa importante, e noi ne siamo grati e noi vorremmo contribuire a dare il via al ritorno alla normalità, quindi ai parenti che ritornano, agli assistiti che possono girare liberamente all'interno dell'ampio spazio della Quiete, che ricordo ha 420 posti e quindi diciamo è un paese all'interno della città di Udine. Bene Guido, io ti ringrazio per l'intervento e per aver spiegato e fatto conoscere ai nostri amici questa bella iniziativa importante, ripeto, anche per, come hai sottolineato tu, di tornare, no, a legare la comunità, a cercare di ripartire, no, dopo questo periodo un po' grigio, seppur estivo, causa le diverse varianti della pandemia che hanno colpito purtroppo anche la nostra regione, non solo gli anziani, ma ai noi tante persone, come hai detto tu, anche amici, conoscenti, che da un giorno all'altro insomma ci hanno salutato definitivamente. Io ti ringrazio Guido, complimenti ancora e ci teniamo aggiornati, come si dice, per le altre iniziative in essere per quanto riguarda l'associazione da te presieduta. Grazie, non mancherò ovviamente, so che il vostro canale, la vostra Friuli TV è molto seguita e quindi questo è un motivo anche d'orgoglio per noi, per far conoscere le nostre iniziative e per dire ai nostri soci che non siamo rimasti fermi e che vogliamo ovviamente riprendere tutte le nostre attività, iniziando proprio da questa, con questo ringraziamento di domani alle 11 alla Quiete. Buona giornata a tutti. Grazie Guido, ti lascio perché come abbiamo visto insomma le linee internet sono molto particolari, sovraccarico di dati e via dicendo, ma insomma è stato specificato dal nostro ospite quella che è l'iniziativa, soprattutto continuare a mantenere vivo la fiammella, no? La fiammella è importante perché a volte la fiammella uno dice si spegne, invece no, se si continua a mettere quel che serve, prima o dopo il fuoco, quello bello, quello importante, si espande e fa sì che torniamo finalmente ai vecchi tempi, non dico come una volta, però insomma la strada è quella giusta, si butta, come si dice, un po' di asfalto dove serve, si sistemano i dossi dove servono, ma prima o dopo insomma il mondo va avanti e si tornerà, viva Dio, alle nostre vecchie tradizioni, mai dimenticarsi delle vecchie tradizioni, mai estirpare le radici e buttarle lì, magari togliere quello che non serve, ma mantenere il seme, perché prima o dopo, come detto, una goccina, la lampadina e via dicendo, torneremo a rivivere i bei tempi del Friuli, Venezia, Giulia o della friulanità, come la volete chiamare. È tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, abbiamo appuntamento nel corso della giornata per le news attraverso i nostri video servizi flash oppure le notizie in breve. Buona giornata a tutti, alla prossima. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e quei. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.